Ricorre oggi il 32esimo anniversario della strage di Capaci, diverse le manifestazioni nella giornata della legalità, per non dimenticare. Protocollo d'intesa in materia di prevenzione incendi boschivi, siglato ieri a Sciacca presso la Procura della Repubblica tra i Carabinieri, la Questura e varie associazioni. I quartieri di Fontanelle e la casa natale di Pirandello abbandonati a se stesse, nessuna cura da parte del comune, c'è anche il rischio zecche. Iniziati i lavori di Viale dei Pini a San Leone, ripristino del parco giochi per i bambini presso il lungomare di Agrigento. Al via sabato la seconda edizione del premio Creatività nelle Arti per l'impegno sociale presso lo spazio Temenos di Agrigento, organizzato dal Lions Agrigento Valle dei Templi. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TVA Notizie. Ricorre oggi il 32esimo anniversario della strage di Capaci. In un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella interviene affermando come i tentativi di inquinamento della società civile, le intimidazioni nei confronti degli operatori economici sono sempre in agguato. La giornata della legalità che si celebra vuole essere il segno di una responsabilità comune. Sergio Mattarella continua affermando come è necessario tenere alta la vigilanza, gli anticorpi istituzionali, la mobilitazione sociale per impedire che le organizzazioni mafiose trovino sponde in aree grigie e compiacenti, non possono essere indeboliti. L'eredità di Falcone e Borsellino è un patrimonio vivo che appartiene all'intera comunità nazionale. Portare avanti la loro opera vuol dire lavorare per una società migliore, ha concluso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E a 32 anni dalla strage di Capaci a Palermo, alla Fondazione Falcone il ricordo del giudice e della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Ciglio e Antonio Montinaro, il servizio da Palermo. Io sono venuto tante volte a Palermo in occasione di questa commemorazione. In occasione del trentennale io ero direttore del TG2 e decisi di fare il telegiornale in tutte le sue edizioni da Palermo. Lo facemmo dalla stanza del sindaco proprio per rimarcare il valore del momento e di questa commemorazione dei nostri eroi Falcone e Borsellino. Beh, la cultura è determinante perché la cultura dà consapevolezza ai cittadini, crea dei buoni cittadini, rafforza il libero arbitrio. Più cultura hai, più hai la capacità di discernere il bene dal male. Ed è soprattutto lo strumento che dobbiamo utilizzare nei confronti delle giovani generazioni, perché se diamo cultura ai giovani li allontaniamo da ogni tentazione. Questo lo stiamo facendo e bisogna farlo creando infrastrutture culturali. Ecco perché io sono, determinato nel portare cultura ovunque. La cultura non deve essere soltanto un fatto relegato in alcune ZTL, la cultura deve essere diffusa su tutti i territori. Di recente con il decreto coesione che abbiamo fatto col ministro Fitta abbiamo fatto il progetto periferie, perché noi vogliamo portare cultura, il che significa teatri, biblioteche, sale multimediali, cinema, soprattutto nelle periferie urbane, perché è lì che dobbiamo lavorare sulle coscienze. Per me non è solo questo giorno che sento la presenza di questa ferita, perché il mio amico Giovanni Falcone mi manca moltissimo, e anche se viene ricordato come il grande magistrato, la persona che è il simbolo della lotta alla mafia, per me è soprattutto il mio amico che mi manca moltissimo per l'affetto che mi ha dato, per la simpatia con cui abbiamo vissuto tanti momenti della nostra vita insieme. La speranza è i ragazzi che sono il nostro presente, per questo motivo io ho dato vita a una fondazione che si chiama Scintille di Futuro e che nasce dalla scintilla dell'accendino che Giovanni mi dette un giorno per custodirglielo, e da quella scintilla io spero di creare il futuro per i giovani e per il nostro paese, per poter cambiare al meglio tante cose che purtroppo ancora non vanno. Noi siamo fieri di essere oggi qui
ad un anno dalla scommessa di Palazzo Young e del suo funzionamento. La Regione ha fatto la sua parte, la sta facendo, il Comune l'ha fatto, quindi un ottimo esempio di sinergia tra istituzioni quando si tratta di dare un segnale alla memoria di Falcone ma a tutti i siciliani. La lotta alla mafia non conosce destra e sinistra, la lotta alla mafia deve prevedere l'unità di tutte le forze politiche e di tutte le istituzioni, di tutti i livelli. Quel processo di cooperazione istituzionale tra i vari livelli previsti dalla nostra Costituzione, che è effettivamente sacra e immutabile. 32 anni, ma è come se fosse ieri, però oggi qua abbiamo un motivo in più per essere soddisfatti, perché questo museo rappresenta la coronazione di tutta l'attività svolta dalla Fondazione in questi 30 anni. Resterà qua perenne una lezione di legalità continua. Il messaggio che voglio lanciare è che i ragazzi devono rendere conto che la mafia è un grosso problema ancora, e anche se non uccide perché ha capito che le stragi sono state per loro un grande guaio. E quindi però, come vediamo, la mafia continua a fare affari. Io sono rimasta veramente perplessa vedendo l'altro giorno in televisione che trasportano, come in America, la droga con un sottomarino telecomandato. Questa è la mafia nuova, la mafia dei giovani che si sono specializzati, che hanno studiato, perché la mafia cambia sempre e non muore se non si abbatte sempre sino al centro del suo potere. Non diciamo che non sappiamo perché è stato ucciso, sappiamo sicuramente che la mafia lo voleva morto, perché il maxi processo era stato per loro una grande sconfitta. Poi gli interessi convergenti che ci sono accanto alla mafia, questo purtroppo ancora non lo sappiamo. Io vorrei dire che non c'è niente, che non ci sono poteri dello Stato sotto a quella strage, perché io amo lo Stato italiano e non posso pensare che alcune delle istituzioni hanno tramato contro Giovanni. E vediamo ora un ritratto di Francesca Morvillo, giudice morta nell'attentato del 23 maggio del 1992 insieme al marito Falcone, il servizio da Trapani. Dare vita ad un museo che continui a diffondere la memoria e la cultura della legalità. Un sogno che, negli oltre 30 anni in cui ha raccontato la storia di Giovanni Falcone e il suo sacrificio per la lotta alla mafia, ha sempre accompagnato Maria Falcone, sorella della giudice. Un sogno diventato poi il museo del presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'idea del museo nasce da una domanda: come trasmettere la memoria di fatti storici in progettazione? E così tale spazio espositivo supera i confini di Palermo e della Sicilia tutta e chiama a collaborare aziende del nord Italia che mettono a disposizione del progetto il loro saper fare fra artigianato ed industria. E nascono i due colori che sono la cifra degli spazi espositivi, il blu Falcone e il blu Borsellino, richiami cromatici al loro amore per il mare di Palermo. La sinergia tra la Fondazione Falcone, il Comune e la città metropolitana di Palermo ha portato così alla scelta di Palazzo Young come sede museale, un luogo simbolico a pochi metri dalla Calza e da Piazza Maggiore, proprio lì dove Falcone e Borsellino sono nati, cresciuti e hanno trascorso la loro infanzia. Questo 23 maggio quello spazio recuperato viene restituito alla collettività e diviene luogo di incontro e di costruzione del presente. Ma c'è di più, c'è una storia rimasta nell'ombra in questi tanti anni ed è la storia di una delle prime donne che scelsero la carriera in magistratura proprio dopo l'apertura della carriera al femminile nel 1964. Una donna il cui nome è indelebilmente impresso nella storia e nella memoria del nostro paese. Francesca Morvillo, magistrato e moglie del giudice Giovanni Falcone, in occasione del 32esimo anniversario della strage di Capaci, è anche a lei che rivolgiamo il nostro pensiero. Una donna di legge, una donna giusta, sulla cui storia e vita in tanti hanno voluto dare testimonianza.
A raccontare gli anni di attività alla Procura del Tribunale per i minori è una delle prime magistrate siciliane, Marisa Ambrosini, giudice e amica di Francesca Morvillo. Ricordi che tratteggiano il ritratto di una donna volitiva, instancabile lavoratrice, saggia, riservata, che ha scelto di condividere con Falcone la vita blindata, la complicata quotidianità, ma anche le questioni giuridiche che erano alla base del lavoro incessante del pool antimafia. Di questo sono testimoni Giuseppe Ayala, Pietro Grasso e la sorella della giudice Maria Falcone. Oggi Palermo però sembra riscoprire Francesca Morvillo al balcone del liceo Vittorio Emanuele, il liceo che lei ha anche frequentato con Parol Lenzuolo, col suo nome. Le è stata anche intitolata una biblioteca universitaria e la sua tesi di laurea sta per essere pubblicata e potrà essere consultata dagli studenti che scelgono di dedicarsi alla legge e alla cultura della legalità. Passiamo alle iniziative su Agrigento. Si è svolta stamani, in occasione della giornata della legalità, una cerimonia celebrativa all'interno del Parco della Valle dei Templi, dal titolo Legalità e Concordia, organizzata dall'Istituto Comprensivo Statale Anna Frank di Agrigento. Seguiamo le interviste. Grande abbraccio per la legalità che parte dalla Valle dei Templi. Sì, oggi abbiamo voluto celebrare la giornata della legalità qui al Parco della Valle dei Templi, grazie alla disponibilità espressa dal direttore del parco, il dottore Sciarratta, per dare a questi ragazzi anche un segnale rispetto a quello che rappresenta un baluardo, un presidio di legalità. Il parco e i templi sono un baluardo, un presidio di legalità che conferiscono all'identità degli agrigentini una qualità speciale, e quindi vogliamo ricordare anche le vittime di mafia a partire dal tema che abbiamo voluto trovare, che è legalità e concordia. Quindi, riprendendo la denominazione del Tempio della Concordia, abbiamo voluto declinare la legalità in termini di concordia, di pace, di armonia, perché se questi fossero valori che riuscissimo a realizzare appieno nella nostra civiltà. Oggi siamo qui al Tempio della Concordia. Ringrazio il dirigente scolastico Alfio Russo, che con il suo istituto Anna Frank ha organizzato questa meravigliosa giornata. Oggi si celebra la legalità e coincidenza anche oggi sono i 32 anni dalla strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone e la sua scorta. Che dire, un'iniziativa lodevole, inculcare ai ragazzi questo senso dell'onestà e della legalità. La memoria di quello che è successo secondo me è fondamentale per una loro crescita sociale. Peraltro sono loro la nostra futura classe dirigente. Un attimo di più, con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante per non fosse tutto bruciato, che in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano, possono canzone, ma non potrà fermare mai la convinzione che la giustizia non è solo. E oggi pomeriggio alle ore 17:45 presso la Villa Bonfiglio ad Agrigento si terrà la cerimonia di piantumazione di un albero di ulivo in memoria della strage di Capaci. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Agrigento e cade in un momento di grande importanza simbolica per la nostra comunità. Ad affermarlo è il sindaco di Agrigento, un ricordo delle vittime di quell'orribile attentato per rinnovare l'impegno nella lotta contro la mafia. Passiamo ora alle notizie su Sciacca. Ha stipulato ieri un protocollo d'intesa in materia di prevenzione incendi boschivi presso la Procura della Repubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, la Questura e associazioni varie. La corrispondenza da Sciacca. Signor Sindaco, avete fatto diverse visite a Palermo in queste settimane, in questi mesi per questa emergenza siccità. Domani è questo incontro con Enel Green Power. Lei che tipo di atteggiamento ha rispetto a questa soluzione? È fiducioso? Io sono fiducioso, sì, si sono tenute diverse riunioni, diversi incontri. L'ultimo è stato appunto l'altro ieri dinanzi all'assessore
Di Mauro che ci ha convocati e al quale abbiamo esposto realmente la problematica. C'è un impegno concreto da parte dell'assessore Di Mauro e da parte del governo regionale ed è quello di ridurre quanto più possibile il livello, la quota di salvaguardia, perché ad oggi in base ai conti che effettua il Dipartimento sono più di 9 milioni di metri cubi d'acqua nella diga, quindi è indispensabile che il Dipartimento autorizzi almeno i 2 milioni e mezzo che sono il quantitativo minimo per poter salvare gli impianti, non le produzioni, perché ad oggi sono seriamente a rischio. Ecco, intanto voi avete messo a disposizione del Consorzio di Bonifica una motopompa che il Comune aveva comprato negli anni 90 per effettuare il prelievo di acqua dalla diga Castello. Si è presentata l'emergenza e ovviamente non potevamo che concedere un comodato d'uso gratuito al Consorzio di Bonifica la motopompa affinché andasse incontro appunto alle esigenze degli agricoltori e di tutti gli agricoltori, non soltanto del Lucasicola ma del territorio. Avete detto se è questo che manca ve lo diamo noi. Ovvio, assolutamente sì. Questa motopompa è stata acquistata dal Comune Lucasicola negli anni 90 per sopperire a un problema analogo e proprio in quell'anno questa pompa è riuscita a attingere acqua dalla diga Castello e transitarla sull'alto Gebbia in modo tale che gli agricoltori sia di Bevona che di Lucasicola sono riusciti a salvare la produzione. Signor Sindaco, quali sono le ultime novità dal fronte Lago Arancio? E allora ad oggi non abbiamo novità purtroppo perché nonostante l'accordo ARPA-ASPE per i prelievi, per questo controllo costante delle condizioni, della qualità dell'acqua, sostanzialmente da gennaio che è stato fatto il primo prelievo, del 21 gennaio, poi mensilmente è stato fatto un prelievo, non c'è alcuna novità. La questione ormai è vecchia, la conosciamo molto bene, attorno al lago girano veramente tanti enti, l'ASPE ovviamente per ciascuno per le sue competenze, l'ARPA, l'assessorato regionale, il consorzio di bonifica, l'autorità di bacino. Questo comporta veramente tempi lunghissimi, ormai le temperature assistiamo in questi giorni e soprattutto questo fine settimana sono state non alte ma altissime temperature estive, l'agricoltura soffre, i contadini veramente sono al bivio. Ma non abbiamo certezza su quello che deve succedere, veramente i ritardi sono tanti, di fronte a un'emergenza di questo calibro bisognava veramente fare in fretta e fare subito, non è accettabile i tempi veramente biblici e a pensare che il lago Arancio quest'anno, il bacino Arancio quest'anno ha una situazione, ha invasato veramente tanta acqua, ha in atto tanta acqua anche perché la situazione difficile dello scorso anno che hanno subito poca acqua pare che superi i 17 milioni di metri cubi, condizione che rispetto alle situazioni dei diversi bacini della Sicilia ci fa stare tranquilli sulla quantità dell'acqua invasata, ma sicuramente non ci fa stare tranquilli sulle autorizzazioni che ancora ad oggi non arrivano. Siete venuti che abbiate deciso di partecipare a questa in una materia così importante e delicata, è un'iniziativa che abbiamo deciso tutti insieme di riproporre, fondamentalmente perché tutti voi sindaci negli anni mi piace desideravo un coinvolgimento vostro in prima. È un protocollo che ha ovviamente un nome anche delle puliture alcuni degli spazi pubblici, penso ai margini delle strade, è comunque un qualcosa che coinvolge molto il territorio e gli incendi, come sapete, nel nostro territorio negli anni ci sono stati momenti in cui erano particolarmente diffusi, abbiamo avuto un calo negli anni proprio successivi all'adozione di questo protocollo. L'anno scorso io ho proprio registrato dal numero di notizie di reato che mi è pervenuto in ufficio un nuovo aumento, un nuovo picco del numero degli incendi e quindi da questa l'iniziativa di riproporlo. L'interesse e il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche è fondamentale e importante perché anche voi avete la vostra importante parte nell'attività soprattutto di prevenzione e di controllo. E il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè replica ai cittadini direttamente da Roma sulla crisi idrica: non mi sottraggo alle mie responsabilità e il servizio. In merito alla manifestazione di protesta dei cittadini agrigentini di 2 giorni fa
che dal centro storico si sono mossi davanti il municipio per denunciare la mancanza di acqua nelle abitazioni che purtroppo non arriva da tempo, provocando enormi disagi anche da un punto di vista sanitario, arriva la replica del sindaco direttamente da Roma per un incontro avuto con il ministro Salvini sui fondi infrastrutturali per Agrigento. Il sindaco afferma: a fronte della mia trasferta a Roma, già preventivata e concordata da giorni, non ho potuto essere presente in occasione della manifestazione organizzata in piazza Pirandello da un gruppo di cittadini a fronte della crisi idrica e delle condivisibili difficoltà e gravi disagi che subiscono e di cui sono del tutto consapevole e amareggiato. Tuttavia ribadisco che riservo quotidianamente il massimo impegno a rimediare a una crisi determinata da una siccità di portata storica ed eccezionale. Sono in costante contatto con l'AICA e con l'interlocutore regionale, ovvero la cabina di regia istituita dal presidente della regione Schifani, che coinvolge diverse istituzioni, compreso l'assessorato. Non ho mai inteso sottrarmi alle responsabilità e sono sempre pronto a un confronto costruttivo e proficuo. La visita del sindaco di Agrigento a Roma nella giornata di martedì al Ministero delle Infrastrutture, dove ha incontrato il ministro Salvini e ha consegnato le delibere dei consigli comunali provinciali per la realizzazione dell'aeroporto del territorio agrigentino. Nella stessa sede il sindaco ha discusso col ministro Salvini le problematiche più incombenti relative alle infrastrutture nella nostra città. È stato inoltre presentato il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della statale 118, denominata Aurelia di Sicilia, nell'ambito di un apposito protocollo d'intesa siglato tra i sindaci interessati, per il quale sono stati presenti anche i primi cittadini di Alessandria della Rocca, Bubello, Corleone, Nicolosi, Chiusa Sclafani Di Giorgio, nonché l'europarlamentare Annalisa Tardino. Continua la latitanza del comune di Agrigento verso il quartiere di Fontanelle, erbacce, sterpaglie e mancato spazzamento. Questi problemi irrisolti del quartiere, ce ne parla il collega Eugenio Cairone. Per il verde pubblico e la bonifica dalle sterpaglie che invadono l'intero quartiere di Fontanelle, il comune continua a rimanere latitante. Una vergogna assoluta. Gli abitanti di Fontanelle non ci stanno ad avere come interlocutore un comune sordo ad ogni sollecito. Alle erbacce e alle sterpaglie si aggiunge il mancato spazzamento che peggiora la situazione dal punto di vista dell'igiene pubblica. E c'è rabbia nel quartiere tra la gente costretta a convivere con le erbacce che nascondono i marciapiedi. Da Palazzo dei Giganti ad oggi nessuna risposta alle richieste del comitato di quartiere. Auspichiamo che gli organi competenti possano espletare con celerità e responsabilità le azioni di intervento per il ripristino del decoro. Così scrive infatti il comitato Fontanelle Insieme in una nota inviata all'amministrazione comunale, documentando quella che è la triste situazione. Siamo a Fontanelle, ma potremmo essere in un punto qualsiasi del capoluogo, e sono coloro che soffrono di allergia a subire maggiormente l'abbandono del quartiere dove abitano. Ma davvero non ci si rende conto della gravità della situazione? Adesso c'è chi avanza la proposta di rivolgersi direttamente alla magistratura, perché se non arrivano risposte dai competenti uffici comunali né dagli assessori preposti, ma soprattutto dal sindaco di Agrigento, se non arrivano risposte, insomma, qualcosa bisognerà farla a tutela di una popolazione che è proprio stanca delle prese in giro. Problematiche simili anche al piazzale Caos di Villa Seta, dove è la casa di Luigi Pirandello, luogo totalmente abbandonato a se stesso dal comune. C'è anche il rischio zecche per i turisti che visitano il luogo. Stamani pulizia straordinaria a cura dell'associazione Il Cerchio. In merito abbiamo sentito il dottor Dino Barone del Parco Letterario Luigi Pirandello. Ingegnere Barone, allora il piazzale Caos versa sempre in situazioni di totale abbandono, i turisti sono in continuo aumento, stamattina diversi pullman, però la strada di accesso purtroppo è sempre abbandonata dal comune. Ecco, lei in merito cosa sta facendo?
bene o male, perché purtroppo la gestione dal punto di vista della pulizia, che si chiama decespugliamento e spazzamento e cura degli alberi, deve essere fatta secondo le linee guida del progetto approvato dalla Comunità Europea e anche dal Comune di Agrigento, dall'ente Comune di Agrigento. Tra l'altro questi ragazzi, sia i professori, i ragazzi e anche i loro accompagnatori, le guide e gli ultimi, dico anche gli autisti, stamattina rischiavano di essere attaccati dalle zecche. Quindi la questione sanitaria dovrebbe venire quindi anche qui l'ASL a controllare. Noi abbiamo proceduto, abbiamo dato inizio a questi lavori che sono in corso, dureranno tutta la mattinata, tutta la giornata e poi vedremo, sicuramente presenteremo la fattura al dirigente che conosciamo bene del bilancio. Avviati i primi lavori di messa in sicurezza dell'arteria stradale del Viale dei Pini a San Leone, con interventi localizzati nei tratti ritenuti più critici per la circolazione dai tecnici del sesto settore del Comune. La corrispondenza. Avviati i primi lavori di messa in sicurezza dell'arteria stradale del Viale dei Pini a San Leone di Agrigento, con interventi localizzati nei tratti ritenuti più critici per la circolazione dai tecnici del settore sesto del Comune di Agrigento. Gli interventi avviati prima dell'estate e finanziati con somme del bilancio comunale intendono garantire il ripristino delle condizioni minime di sicurezza del viale, prevista la scarifica e la posa del tappetino di usura in alcuni tratti del Viale dei Pini, in altre aree prossime alla rotatoria del Viale dei Giardini. Mi auguro, afferma l'assessore ai lavori pubblici Principato, che a questo primo intervento possa seguire il finanziamento della definitiva messa in sicurezza della strada e dei marciapiedi del Viale dei Pini, una delle strade più trafficate della frazione di San Leone di Agrigento. La richiesta di finanziamento, conclude l'assessore Principato con un progetto esecutivo, è stata avanzata sia alla Regione Siciliana che al Ministero delle Infrastrutture. E il presidente della seconda commissione consiliare, Fabio La Felice, annuncia l'inizio dei lavori di ripristino del parco giochi per i bambini presso il lungomare San Leone, affermando come la commissione che presiedo si è occupata tante volte della questione affinché lo spazio adibito ai giochi per bambini venisse ripristinato e ammodernato. Circa 20 giorni fa in commissione abbiamo ricevuto l'assessore Gerlando Principato, il quale ci ha garantito che i lavori sarebbero iniziati e terminati entro giugno. Siamo soddisfatti e orgogliosi che l'area giochi ritorni finalmente sicura e che saranno installati anche i giochi per i bambini diversamente abili. Nuova edizione del Contest per il clima per una coscienza ecologica si svolgerà il prossimo 30 maggio presso i locali della Camera di Commercio di Agrigento, organizzato dal Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Abbiamo sentito il presidente Alessio Lattuca. Nuova edizione del Contest per il clima per una coscienza ecologica si svolgerà il 30 maggio presso la Camera di Commercio, organizzato ovviamente dal Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Bene, è un'altra bella esperienza che stiamo facendo con le scuole. L'anno scorso è risultato un ottimo percorso per trasferire ai giovani un po' di informazioni, di competenze. Hanno fatto degli ottimi lavori, ma già quest'anno i lavori che sono arrivati sono di elevatissimo valore. I ragazzi stanno dimostrando di avere una sensibilità, una capacità di mettere insieme delle cose che le nostre generazioni se le scordano lontanamente. Allora stiamo continuando questo percorso nelle scuole che si sta allargando in tutta la Sicilia e speriamo anche nel resto del paese. Abbiamo già avuto la disponibilità quest'anno del sindaco di Napoli che vorrebbe ospitare l'anno prossimo una delle esperienze del contest. Abbiamo avuto parecchi patrocini anche dalla Camera di Commercio, ci sono delle borse previste per ragazzi che hanno partecipato, premi, riconoscimenti e attestati. Insomma è un'occasione anche per discutere delle cose che ci riguardano la società. Attorno a questa giornata ci sarà anche una tavola rotonda con un tema specifico. Missione clima è il tema della tavola rotonda, poi ci sarà una discussione
sulla città minacciata, un'altra discussione giù le mani del porto e un'altra discussione sul PNR per vedere cosa c'è ancora da poter fare per ottenere dei contributi che avrebbero modificato il futuro di questo territorio, ma che purtroppo non sembra siano state, come dire, utilizzate. Siccome scade nel 2026, possibilmente in coda riusciremmo a fare qualcosa, anche se per il PNRR sembra che non ci siano più bandi in corso. Però c'è l'occasione anche dei fondi di coesione, che potrebbero essere un'altra utilità per il territorio, per la transizione ecologica, per la transizione energetica, per il futuro dei giovani di queste città che altrimenti, come sempre, saranno costretti ad andare via. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora agli appuntamenti elettorali. Domenica 26 maggio un incontro del Partito dei Fratelli d'Italia presso l'Hotel Dioscuri a San Leone di Agrigento con l'onorevole Giovanni Donzelli, presenti i dirigenti del partito e presentati per l'occasione anche i candidati alle prossime elezioni europee. A Bonpensiere, piccolo paesino in provincia di Caltanissetta, grande e partecipata alla cerimonia in occasione della festa di Santa Rita. Ha seguito per noi l'evento Massimo Macaluso. Si è svolta a Bonpensiere la festa di Santa Rita, organizzata come ogni anno da una fedele, Salvina Licata. Io insieme al comitato organizziamo questa festa, ma è nata da me soprattutto perché io sono stata male ed ero in grave condizione di salute. Allora mia sorella è andata nella chiesetta dell'ospedale a pregare proprio Santa Rita e lei mi è venuta a fare compagnia nel mio travaglio che avevo, disturbi e cose varie. Allora che dopo che siamo usciti è nata questa festa di Santa Rita perché a Bonpensiere non era festeggiata ancora. E ogni anno la festeggiamo. Quest'anno ho avuto un comitato che mi ha collaborato tantissimo. Io quest'anno faccio parte di Santa Rita, però quando ho iniziato con la signorina Salvina, la disabile, ho iniziato io e mia cognata Cristina solo per aiutarla, perché non poteva girare il paese ad affrontare a fare una festa. Però nel frattempo che raccoglievamo il paese mi hanno fatto la proposta di far parte del comitato e sono fiera di essere nel comitato di Santa Rita. Evviva Santa Rita! In quel giorno mi è venuta davanti Santa Rita di mettermi nel comitato e non me l'aspettavo e ringrazio Santa Rita veramente col cuore. Viva Santa Rita! Quest'anno abbiamo la gioia di avere un comitato presente, collaborante e anche numeroso. Vogliamo ringraziare veramente il Signore e vogliamo ringraziare la Santa Taumaturga Rita, di cui tutti i miei parrocchiani ne sono devoti e per questo anche oggi, che è un giorno settimanale, la Chiesa è stata gremita di fedeli perché devoti di Santa Rita. La devozione per Santa Rita è una devozione radicata sul nostro territorio e anche quest'anno si ripropone questa festività e devo dire si ripropone anche in maniera un po' più amplificata e aggiornata, perché il percorso della processione sarà un po' più lungo, diverso da quello degli altri anni e il comitato non si è fatto mancare nulla per dare la possibilità alla cittadinanza di godere appieno della festività di Santa Rita. Il corpo bandistico Giuseppe Verdi di Caltanissetta sempre presente a Bonpensiere. Sì, noi siamo sempre presenti quasi in tutte le manifestazioni qui a Bonpensiere, sia il comune sia anche i vari comitati ci invitano sempre e siamo ben lieti di venire sempre qui e sempre ben accolti soprattutto, un bellissimo paese tra l'altro. Noi abbiamo origine antichissime, veniamo dal 1882, la banda esiste a Caltanissetta. Per diversi anni siamo stati sempre in giro per la Sicilia, abbiamo anche fatto numerosi interventi anche a Roma, siamo stati per il Giubileo, in varie manifestazioni. Abbiamo fatto anche un gemellaggio a Cittanova, che è una città soprattutto gemellata con Caltanissetta per quanto riguarda le varie del Biancardi. Però noi siamo sempre ben lieti, ormai ci siamo legati moltissimo qui a Bonpensiere, la troviamo un po' come la nostra seconda casa.
e si è svolto a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, il 14° Festival Internazionale degli Aquiloni, Emozioni a naso in su, inaugurato con la tradizionale parata degli aquilonisti. Sentiamo in merito l'intervista al sindaco Francesco La Sala e all'ideatore della manifestazione Ignazio Billera. La corrispondenza da Trapani. In commissione a Messina il vaglio tra i costi e benefici sul futuro ponte sullo Stretto. La corrispondenza da Messina. Siamo alla 14ª edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni e per tutti noi sanvitesi e non sanvitesi è qualcosa di molto importante che aspettiamo tutto l'anno. È una delle prime manifestazioni che apre, insomma, la stagione estiva, ed è una manifestazione che è interessante per i bambini, ma non solo per i bambini, e in questa settimana saremo tutti col naso all'insù verso il cielo per guardare queste meraviglie che gli artisti che provengono da tutto il mondo ci faranno vedere. Quest'anno ci sarà un programma molto più ricco rispetto agli anni precedenti, perché ci saranno manifestazioni dalla mattina fino alla sera a mezzanotte, con spettacoli, con diciamo, artisti di strada, giocolieri, giochi di magia, un po' di tutto. Quindi ci sarà sia per i bambini che per gli adulti, quindi anche spettacoli particolari che vedremo tutti in Piazza Santuario, oltre questo volo, diciamo, che verrà sulla spiaggia. Un appuntamento che voglio dare, a cui tengo molto, è il giorno domenica 26 di maggio. Ci sarà una diretta con Piazza San Pietro, e quindi con Papa Francesco, in occasione della prima giornata mondiale dei bambini. Quindi anche San Vito Lo Capo sarà presente a questa diretta e ci sarà anche il nostro vescovo Fragnelli che ci darà un messaggio sicuramente augurale, e così i bambini avranno modo di vivere anche questo momento bello, che non è soltanto, il festival non è soltanto giochi, ma è anche cultura, e anche diciamo tutto quello che vivremo e che ci allieterà in questa settimana. Il Festival degli Aquiloni porta tanti vantaggi economici, ma sicuramente porta tanti vantaggi di immagine del territorio, perché è un modo per promuovere il territorio in tutto il mondo. Quindi per noi questo è importante, perché è qualcosa che fa andare avanti questo paese, che oltre agli eventi che conosciamo tutti, il Cusco Fest o altri eventi di una certa importanza mondiale, vengono, diciamo, aiutati, il paese viene aiutato nella promozione turistica anche di questo grande evento che, come dicevo prima, è molto atteso per tutto l'anno. Allora, io mi auguro che questa edizione e anche le edizioni che verranno in futuro saranno sempre migliorative, potranno dare più spettacoli, più servizio, potranno promuovere maggiormente questo territorio, perché questo è il fine che ha un'amministrazione, quello di far stare bene i cittadini, di accogliere i turisti e di promuovere in primo luogo il territorio in tutto il mondo. Cosa significa essere gli organizzatori? Avere quel pizzico di follia, di voler ritornare bambini sempre, e di far gioire tutte le persone della magia degli aquiloni. Gli aquilonisti vengono selezionati ormai da anni in base alle loro caratteristiche, ogni anno qualcuno nuovo arriva, come quest'anno abbiamo gli amici che vengono da Malta, che non erano mai stati a San Vito Lo Capo, e anche degli altri aquilonisti italiani da Firenze. Questi sono le new entry, abbiamo aquilonisti che ritornano. Quest'anno abbiamo dal passato il gruppo dei dinosauri, che sta allietando già la spiaggia fin dal primo giorno grazie ai venti volanti. Poi avremo il collegamento fatto come 150 anni, 150° anniversario di Guglielmo Marconi, come fece Guglielmo Marconi, alzando un aquilone con un'antenna. Abbiamo il gruppo dell'ARI, Associazione Radioamatori di Trapani, che sta facendo il primo contest per il Festival degli Aquiloni, e stiamo registrando centinaia di collegamenti col mondo intero. Come ogni anno noi il 23 maggio commemoriamo la strage di Capaci, alzando in volo l'aquilone che ritrae Falcone e Borsellino e tanti aquiloni bianchi per ricordare tutte le vittime della mafia. Una novità di quest'anno: ho realizzato, insieme a dei collaboratori, un aquilone che ritrae Barbara Rizzo e i gemellini Asta, che sono state le vittime della strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985. Quindi vi invito tutti per il 23 maggio alle 17:58, dove noi faremo questo momento di commemorazione solenne.
Si svolgerà sabato 26 maggio alle ore 10 presso lo Spazio Temenos in via Pirandello ad Agrigento la seconda edizione del Premio per la creatività nelle arti e nell'impegno sociale, organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Gioacchino Cimino. Sarà condotto. I costi sono i costi di costruzione e di gestione, perché questa è un'opera importante che va costruita e poi nel tempo va mantenuta e gestita. Diciamo anche che i costi non riguardano solo il ponte, di solito si dice ponte, ma si tratta di un collegamento stabile, quindi anche di una parte importante su terra di collegamenti. I costi quindi sono costi di costruzione e di gestione. A fronte di questi costi che benefici abbiamo? Due grandi benefici. Uno, si risparmia tempo. Risparmiano tempo le persone, risparmiano tempo le merci, e questo è un vantaggio economico, perché questo tempo è denaro, si dice, no? Specialmente per le merci, perché per le merci che sono portate da mezzi guidati da persone, il tempo ha anche un costo di produzione, un costo di conduzione, di condotta. Quindi si risparmia tempo e poi ci sono benefici ambientali importanti. Perché? Perché grazie al ponte noi trasferiamo una parte del traffico dalla strada, dai traghetti, dall'aereo alla strada e alla ferrovia. In particolare rilanciamo la ferrovia anche in questa parte dell'Italia, e la ferrovia è un modo di trasporto migliore dal punto di vista ambientale, perché lo sappiamo fin da piccoli, la ferrovia non ha attrito sulle ruote e quindi riesce a trasportare molto consumando di meno. A livello occupazionale, di lavoro, i benefici che verranno dopo la costruzione del ponte, li avete calcolati? Allora non tocca a noi calcolarli perché non fanno parte di quello che è l'analisi costi-benefici, però osserviamo le altre zone dove il trasporto ferroviario si è sviluppato in modo importante e hanno avuto importanti sviluppi. Sicuramente la Sicilia si trova più connessa col continente, ma dal mio punto di vista direi che forse i benefici maggiori ce li ha la parte sud dell'Italia, cioè la Calabria innanzitutto, perché la Sicilia è una regione ricca, è una regione importante e essere collegati meglio con un mercato importante è un vantaggio anche per la Calabria. Si svolgerà sabato 26 maggio alle ore 10 presso lo Spazio Temesso in via Pirandello la seconda edizione del Premio per la creatività nelle arti e nell'impegno sociale organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi e Servizio. Si svolgerà sabato 26 maggio alle ore 10 presso lo Spazio Temenos ad Agrigento la seconda edizione del riconoscimento dedicato alle donne, agli uomini, ai ragazzi e ai ragazzi che si sono particolarmente distinti nelle arti e imprenditori che hanno reso creativo il loro impegno sociale. Il presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Gioacchino Cimino, ha messo a lavoro una commissione presieduta dal past presidente Francesco Pila, composta dai soci Gaetano Salemi, Susi Iacona, Daniela Capitano e Luciano Carruba, che hanno valutato le candidature e decretato le vincitrici e i vincitori della seconda edizione, che sono per la sezione musica Salvatore Matteliano, Emanuele Geraci e Giovanni Sferrazza, per l'impegno sociale Giuseppe Raffa, Ignazio Condello, Anna Maria Putorti e Barbara Capucci, per la scrittura e pittura Margherita Biondo e Fabio Zarbo, per la sezione poesia Penelope Agata Zumbo, per la sezione sport Riccardo Terrazzino, per la sezione giovani Lara Simone. L'evento, come lo scorso anno, sarà condotto dal past presidente del club, il sociologo professore Francesco Pira, insieme ai due soci Daniela Capitano e Luciano Carruba. La videografica è stata preparata dall'avvocato Salemi, vicepresidente del club Agrigento Lions Valle dei Templi. E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale. Ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in tutto il mondo sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul LCN 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e replica alle ore 9 del mattino, e sul canale del digitale terrestre sul 268 per le smart TV. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.